Allora, Alberto, ho interrotto bruscamente, volevo un po' comprendere anche questo per rendere partecipi i nostri telespettatori, perché effettivamente mi incuriosisce. Torniamo indietro di secoli, insomma, quando qualcuno ha inciso, ha deturpato queste pareti di questi palazzi, di questi monumenti, lasciando una propria testimonianza, perché è significativa, perché è importante. Adesso noi la valutiamo per la sua straordinarietà e perché ci dà uno spaccato di una realtà. Portiamo ai tempi nostri, i writers potrebbero dire: ma perché appunto ci andate a contestare quando noi diamo a nostro modo anche lì una testimonianza, una protesta, un'azione, una sensazione e via dicendo, di un periodo che adesso non sembra non aver valore perché è contestuale, magari chissà tra quanto tempo potrebbe invece essere uno spaccato importante di una storia. C'è un bel dibattito. Rido perché lo chiedi a me, ma è un tema molto caro a Daisy. E questa Daisy, mi fai parlare a me, mi fa molto ridere. No, dai, prova a accennarne, dopo lo giro a Daisy. Allora, facciamo così, io introduco il tema con quanto è emerso e poi lascio la parola a Daisy. Va bene, completa lei, sì. Lo introduco in questo modo. All'inaugurazione del festival e della mostra è venuta Michelangela Di Giacomo, che è una curatrice dell'M9 e che ha detto proprio questo, no? Dal suo punto di vista. Dice: noi oggi, mentre valutiamo positivamente, no? Il lavoro di incisioni, di testimonianze pittoriche, no? Di secoli fa, cancelliamo tutto quello che stiamo producendo oggi, sì, che è di fatto espressione della nostra cultura contemporanea, anche se non ci piace, no? Ma è anche ciò che siamo. E quindi stiamo sostanzialmente cancellando una parte della nostra contemporaneità. Io poi sono molto, molto fatalista, nel senso che i graffiti che sono giunti a noi, quelli antichi, sono una parte e sarà così anche per quelli moderni. Però appunto in realtà Daisy su questo ha una posizione, ed è bello che sia così, diversa dalla mia. Allora cosa ravvede invece Daisy? Noi litighiamo spesso su questo punto. In realtà le tag, per esempio, sono parte della nostra cultura grafica. Allora cosa sono le tag? Le tag sono quei nomi che hanno quelle forme stilizzate, molto brevi, che noi vediamo proprio agli angoli dei muri il più delle volte e che a volte tappezzano tutte le città. Chiaro. Possono dare fastidio anche perché tu le guardi e non capisci che cosa vogliono dire, non riesci neanche a leggerle, c'è questo muro, questa barriera, perché fanno parte di una sottocultura. Però quella tag per me è importante quanto il graffito antico, dipende sempre da che significato ci dai tu. La fonte diventa importante in base alla domanda che tu fai, che cosa vuoi sapere da quella fonte, in base a quello la fonte ti può rispondere. Se tu non sai che cosa chiedere, la fonte rimane muta e quindi le tag, un giorno in futuro possono dare molti dettagli sulla storia della nostra cultura grafica mondiale, neanche europea addirittura. Ma la fonte è una fonte personale, soggettiva, c'è uno stato d'animo di quell'autore, di quel giovane che ha scritto quella cosa, oppure sottende qualcosa di più importante? È sempre personale, perché il writer... magari una rabbia individuale, una gioia individuale, un'emozione individuale. Ecco, questo è un punto interessante, tu hai detto una rabbia. In realtà quando noi proiettiamo questa immagine dell'illegalità, dell'atto vandalico legato al graffito, proiettiamo una percezione che è odierna, attuale, a fonti che sono antiche. Quindi in realtà chi scrive sul muro 300 anni fa non lo fa con l'idea di imbrattare il muro, è proprio lasciare un segno. Noi troviamo tantissimi graffiti devozionali ai margini degli affreschi di tante chiesette medievali sparse per tutta l'Italia. E lì è proprio un modo per lasciare un segno. Io sono stato qui, hic fuit, molte volte lo scrivono in latino, è proprio una devozione verso il santo raffigurato nell'immagine stessa, nell'affresco stesso. Il fenomeno dei tag è un fenomeno che nasce negli Stati Uniti negli anni 60-70 e da lì si diffonde in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi Alberto ha detto una cosa importante prima, noi non siamo tifosi, siamo osservatori. Come studiosa io trovo questo fenomeno interessante, non sono tenuta a giudicarlo, lo guardo un po' dall'esterno, però tutto ciò che compare sui muri per me come studiosa è interessantissimo. Ecco, ci sono dei percorsi, mi sembra che sia a Siviglia anziché ad Atene, non so se l'abbiano ripuliti o meno perché io faccio riferimento ad alcuni anni fa, proprio legati a tutte queste rappresentazioni, questi tag, questi disegni, sono provocazioni, ma sono talmente tanti che veramente diventano interessanti addirittura da vedere perché ti rappresentano uno spaccato di realtà, fatti da studenti universitari
universitari, fatti in particolari luoghi della città, e si possono fare anche dei percorsi alla scoperta. Ho citato 2 che mi sono venuti in mente adesso, ma Certo. ce ne sono tanti altri, veramente anche a volte curioso e piacevole ripercorrerli. Possono avere una valenza storica un domani? Può essere utile preservarli alla luce di quello che voi avete fatto? Assolutamente, qui torniamo al discorso delle fonti, perché quando noi parliamo di graffiti, antichi o moderni che siano, noi non stiamo mai parlando del segno sul muro, stiamo sempre parlando di qualcos'altro. Allora stiamo parlando del rapporto fra il cittadino e le istituzioni. Per esempio, se io mi scaglio contro le istituzioni, lo scrivo sul muro, perché il muro è proprio l'interfaccia, è la base in cui io comunico con chi sta più in alto di me, chiaramente, no? Oppure sto parlando del rapporto con lo spazio pubblico, lo spazio urbano, come mi rapporto alla mia città, in che modo abito la mia città, come la vivo, come vivo il mio rapporto con i monumenti. Oggi noi molti monumenti che sono a Venezia stessa non possiamo neanche più toccarli, perché sono proprio divisi da delle barriere, è vietato toccare, no? Questo si dice spesso. Invece secoli fa era normalissimo non solo toccare queste pietre, ma addirittura interagire, anche proprio a livello grafico, scriverci sopra, non era percepito come atto vandalico. Quindi noi parliamo di graffiti, ma parliamo sempre d'altro. Ed è proprio questo dettaglio che rende i graffiti sempre un tema interessante per tutti, perché tutti abbiamo un'opinione sui graffiti, c'è poco da fare, se ne sappiamo di più o di meno non importa, ma soprattutto li rende interessanti attraverso i secoli, quelli antichi come quelli moderni. Ecco, abbiamo visto toccare importante, Alberto, abbiamo visto anche delle immagini toccanti, perché per i non vedenti diventa fondamentale toccare per capire. Avete aperto anche una finestra per loro. Noi sì, sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo voluto iniziare il festival proprio con dei percorsi tattili, percettivi, riservati a ipovedenti e non vedenti. Come avete visto appunto dalle immagini, queste persone si impadroniscono del graffito e nel farlo si impadroniscono del luogo. Chiaramente, come faremmo con delle persone che li vedono, gli raccontiamo di cosa si tratta, no? In questo caso una marca mercantile, siamo al Fontego dei tedeschi, e questa è un'altra marca mercantile, quindi loro le percepiscono e noi spieghiamo che cosa sono. È uno dei momenti più belli del festival, che ha moltissimi altri bei momenti. Avete visto persone riunite dove c'erano tutti quei quadri, è la sala lettura dell'Ateneo Veneto, e per esempio lì abbiamo avuto una giornata di studi molto importante, accademica, in cui diversi studiosi tra i più importanti d'Italia di graffiti, c'è un progetto Graph It per esempio che studia i graffiti italiani, specialmente di epoca medievale. C'era un titolo che è passato perché parlavamo appunto di graffiti sugli affreschi, e c'è una di queste studiose, Antonella Undiemi, che ha parlato dei graffiti della Cappella degli Scrovegni a Padova, no? Che a noi piacciono tanto i dipinti di Giotto, ma tra i dipinti si nascondono migliaia di scritte e di forme, gondole veneziane anche molto particolari e molto antiche, e una firma che potrebbe essere la firma del primo stampatore tedesco mai arrivato a Venezia. Sulla fine del 400 Giovanni da Spira porta la stampa, che tante fortune farà per la Serenissima, a Venezia. Potrebbe essere lui, aveva un omonimo nello stesso secolo, però stampatore anch'egli. Potrebbe essere lui ad aver tracciato appunto tra gli affreschi della Cappella degli Scrovegni la sua firma. Ciò che è importante dire, che Desi ha detto e che va ribadito, è che fino a alcuni decenni fa non c'era la percezione del commettere un illecito, ecco, nell'incidere i muri o nello scriverci. Assolutamente. Insomma, siamo giunti al termine, affascinantissimo questo racconto, questo vostro lavoro, quest'opera. Potrebbe essere lo spunto per farlo in altre città, non dico Roma perché magari serve un'opera titanica, però insomma per sì, in qualche modo registrare, catalogare, per bloccare nel tempo, visto che si rischia di perdere queste testimonianze, che è una cosa anche che dispiace, perché sono degli spaccati di storia popolare importantissimi, secondo me, al di là di tutto, però potrebbe essere un po' uno spunto per crearne una scuola di ricerca dei graffiti, no Alberto? Cosa ne pensi? Allora sì, ci sono dei corsi. Noi abbiamo già partecipato ad alcune iniziative, ci apprestiamo a partecipare ad altre iniziative, sia di carattere accademico che di carattere divulgativo, legati a università, a fondazioni, perché c'è un grande interesse attorno a queste memorie, appunto, che rischiano di perdersi, ma nello stesso tempo
più le studi e più ti raccontano e ti permettono di far permanere una memoria, ecco. Infatti. A noi piace tanto e sicuramente continueremo, ecco. Una battuta di chiusura anche ad Esimarangondo, Teresa. Ecco, Urbs Scripta è un termine, è il titolo del festival, quindi la città scritta, è una bella definizione che si adatta anche a contesti diversi, quindi non solo i graffiti di Venezia, ma i graffiti di Venezia vogliono espandersi lungo le rotte della Serenissima, quindi sì, è un format che si può sicuramente esportare. Benissimo, io vi ringrazio per questa illustrazione, questo spaccato di una realtà, per i vostri studi, perché continuerete, non anticipiamo niente, ci riserverete ancora delle belle sorprese e quindi vi auguriamo buon lavoro. Esimarangondo, Teresa, grazie di essere stata qui con noi. Grazie. Alberto Tosafei, grazie altrettanto. Esiste comunque, Grazie. anzi ci sono 2 libri, per cui andate a cercarli, così potete trovare anche delle testimonianze molto importanti e dei racconti straordinari. Grazie a voi cari telespettatori, vi lascio la pubblicità, poi naturalmente noi continuiamo la nostra trasmissione.